Nelle vallate del Veneto, tra colline e piccoli borghi, si raccontava di anime che non appartenevano né al mondo dei vivi né a quello dei morti. Erano le genti beate di Giazza, spiriti misteriosi che apparivano solo nelle notti di nebbia fitta. Si diceva che camminassero tra i prati e i sentieri, invisibili agli occhi dei comuni mortali, ma capaci di guidare chi era smarrito. Chi incontrava le genti beate poteva ricevere un dono, un piccolo oggetto benedetto o un consiglio prezioso per il futuro. Ma attenzione, non tutti erano benvenuti. Chi mostrava avidità o malizia rischiava di perdersi per sempre nei boschi, intrappolato tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti. Per secoli, la leggenda ha protetto i luoghi sacri e nascosti del Veneto, ricordando che ci sono forze invisibili pronte a osservare, guidare o punire. E anche oggi, se cammini da solo tra le colline di Giazza nelle notti di nebbia, qualcuno dice che potresti sentire i loro passi leggeri accanto a te.